Forti critiche sono state espresse da Legambiente Sicilia circa il piano regolatore di Realmonte, adottato dal commissario ad acta architetto Donatello Messina con delibera del 10 maggio scorso. Per Legambiente il PRG ricalca l'impostazione culturale del precedente strumento urbanistico e risulta sovradimensionato perché in particolare ipotizza senza adeguati supporti statistici una crescita della popolazione pari al doppio di quella censita dal 1951 a oggi. Abbiamo fatto una conferenza stampa come Legambiente Sicilia per presentare un documento che riassume le nostre osservazioni al piano regolatore di Realmonte che è stato adottato nel mese di maggio dal commissario ad acta. Noi rileviamo che questo piano regolatore generale di Realmonte ha diverse criticità molto importanti, alcune delle quali sono davvero davanti agli occhi di tutti e sono il fatto che non tiene conto della pianificazione sovraordinata, in modo particolare il piano paesaggistico e l'area che è individuata come sito di importanza comunitaria della Scala dei Turchi, aree che sono inedificabili per norma, che secondo il piano regolatore generale invece sono previste come aree edificabili, addirittura alcune sono addirittura zone B, quindi zone di completamento, come se già fossero state urbanizzate in passato. Altre criticità sono sul fatto che è un piano regolatore sovradimensionato in cui a fronte di una popolazione residente di 4.500 abitanti si prevede all'interno di questo piano regolatore che la popolazione residente di Realmonte crescerà nei prossimi 10-20 anni fino ad arrivare a circa 17.000 abitanti, secondo i nostri calcoli è quello che viene fuori da un computo, da una valutazione tecnica delle aree di edificabilità sia le zone B che le zone C che sono previste nel piano regolatore generale. Noi siamo quindi di fronte a una quadruplicazione dell'attività della popolazione residente prevista per Realmonte e una impermeabilizzazione dei suoli, un consumo del suolo che va in direzione opposta rispetto a quelli che sono gli orientamenti della pianificazione attuale. Noi dobbiamo cercare di avere piani di regolatori generali che contengono il consumo di suolo, mentre in questo di Realmonte abbiamo un consumo di suolo spropositato a fronte di una crescita di popolazione che realmente non è quella che è stata prevista nel piano regolatore.